24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Le piogge dell'ultimo fine settimana hanno permesso una verifica operativa positiva dei lavori di somma urgenza realizzati dalla struttura commissariale dopo la disastrosa alluvione dello scorso anno. Tutte le opere realizzate hanno tenuto bene e di grande efficienza si sono dimostrati gli interventi di innalzamento arginale e iniziative come la paratoia per difendere Soave dalle acque del sistema Alpone. Lo ha sottolineato il commissario per il superamento dell'emergenza alluvione in Veneto per la Stancari, nell'incontro periodico con la stampa per verificare le cose fatte e quelle da fare, i problemi sul territorio. Si continua a lavorare, ha aggiunto il commissario, per portare a termine tutti i 277 cantieri programmati, dei quali oltre 200 già conclusi, e per migliorare i sistemi di monitoraggio e allertamento. Nel corso dell'ultima seduta la Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Marino Zorzato, ha approvato una circolare esplicativa sul piano casa, che a firma del presidente della regione sarà inviata ai comuni e alle amministrazioni provinciali del Veneto. La circolare si riferisce alla legge regionale numero 13 del luglio scorso, che ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa, legge regionale numero 14 del 2009, conosciuta come piano casa, e introdotto alcuni articoli che innovano la disciplina. Abbiamo ritenuto opportuno, ha evidenziato Zorzato, fornire alcune indicazioni per superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l'applicazione della normativa che è stata modificata ed integrata. È stata presentata oggi la partnership tra MSC Crociere, l'aeroporto di Verona e il vettore Neos per il volo charter che ogni sabato collegherà Verona ad Abu Dhabi, permettendo ai passeggeri della compagnia crocieristica di raggiungere gli Emirati Arabi da tutta l'area dell'Italia nord-est. Grazie a questo accordo, più di 7.000 crocieristi potranno partire a bordo dell'elegante e moderna nave MSC Lirica, che fino a marzo del 2012 farà della capitale degli Emirati Arabi il proprio home port, effettuando 19 crociere settimanali alla scoperta degli Emirati Arabi. Si apre a nuove prospettive, è il primo collegamento oltretutto che viene realizzato da un aeroporto che non ha sede ovviamente come punto di arrivo in un porto dove solitamente partono le navi, e ovviamente questo mi dà una grande soddisfazione perché Verona si dimostra leader in questi tipi di attività. La nuova politica europea sulla pesca impone di realizzare punti di sbarco e del pescato anche nella laguna veneta per far transitare prodotti ittici con più immediatezza e maggiori controlli. Tali strutture dovranno rispondere a precisi standard per tipologia, ampiezza e dimensionamento interno. Proprio per individuare questi punti di sbarco destinati ad agevolare il lavoro dei pescatori e a garantire maggiori controlli del pescato che entra nel territorio veneto, si è svolto a Palazzo Balbi di Venezia un incontro tra l'assessore regionale alla pesca Franco Manzato e gli assessori dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino. È indispensabile confrontarci e lavorare assieme, ha sottolineato Manzato, per dare garanzia di controllo dei prodotti ai cittadini e maggiore efficienza al comparto peschereccio. La crisi di governo causata dal voto di martedì ha aperto nuovi scenari, provocando nel contempo una preoccupante instabilità politica e situazioni di tensione. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini veneti. Non è una bella situazione, bisognerà vedere adesso se riusciranno intanto ad approvare questo patto finanziario per l'Europa. Era pessima fino a ieri, adesso è ancora cattiva, ma speriamo bene. Meglio non fare commenti, aspettiamo. Bisognerebbe sapere se conviene fare quello che stanno facendo, di votare, perché naturalmente qua bisogna aiutarsi in un certo modo, però vorrei che fosse messo proprio in pubblico quella lettera che lui ha mandato, perché là ha fatto certe promesse e parlano dell'articolo 18, ma credo ci sia anche qualcos'altro di importante. Speriamo che arrivi
la persona giusta al posto giusto, punto e basta. Posso proprio dirlo, è un casino sia che in un senso che nell'altro, che vada su uno che vada sull'altro, non ci sono personaggi all'altezza qua in Italia purtroppo. Peggio di così non potrebbe andare. Penso che abbiamo raggiunto quello che da tempo ci si aspettava, e cioè che ci sia un cambio della politica generale. Lo sport non sente crisi. Sono 132 fornitori italiani di Decathlon e operano in 10 regioni, sviluppando un fatturato di 140 milioni, 17.000 circa gli addetti. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.